Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Catania prepara la sfida di Caserta, obiettivo riscatto dopo la sconfitta con il Foggia. Non buone le notizie che arrivano dall'infermeria. Marco Carli. Catania alle prese con i numeri negativi e con gli infortuni, ma con una grande voglia di riprendersi dopo l'ultima sconfitta. Partiamo dalla situazione infermeria, dalla tegola Livieri uscito alla fine del primo tempo della partita con il Foggia. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. Nel comunicato della società si legge che le condizioni del portiere verranno valutate nelle prossime settimane. Lo scenario: Livieri salterà la partita con la Casertana, il derby di Coppa Italia col Messina e la gara con il Latina, probabilmente anche quella con la Juve Stabio di metà ottobre. Poi in rapida successione sono previste 4 gare in 12 giorni, recupero di Brindisi, ancora non ufficiale la data del 18, Taranto in casa, Monterosi in trasferta e Avellino di nuovo al Massimino. Durante questo tour de force, dopo circa un mese di stop, dovrebbe far rientro il portiere che nel frattempo sarà sostituito da Betters. A Caserta Tabiani conterà sugli stessi uomini della partita con il Foggia, se si eccettua Livieri, appunto, ancora out Dubickas, Rizzo e Rapisarda, con il difensore che è sulla strada del recupero. Circa una decina di giorni potrebbero bastare per riaverlo a disposizione. Serve ancora tempo pure a Zanellato, appena arrivato in squadra, per ritrovare la forma migliore. Si lavora per concretizzare al meglio le occasioni. Catania è accusato di essere poco incisivo. Qualche dato, come quello sui passaggi filtranti, cioè le verticalizzazioni, vede gli etnei indietro nelle classifiche e supporta la tesi, ma in società si guarda anche con convinzione il fatto che se la fortuna avesse sorriso con Crotone e Foggia, adesso si parlerebbe di altro. Intanto il prossimo avversario degli etnei ha giocato il recupero con il Monopoli, 1-1 il finale di Curcio, il vantaggio dei campani. I pugliesi rimontano nella ripresa con Starita e il quarto pareggio su 4 partite della Casertana in campionato. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.